Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, imprentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22. In questa puntata si è andato a Bonorva, in sa provincia de Tattari, a onde avarrarono un burgo pitticcheddu nominato Rebecco, di origini mesuevali, a onde bivirimmo e scetti una persona, ma che in suo passato vi era importante in meda. Un udicio antico si contra poiché moino du biviri gebru nisciunusu. A pago distanza del suo burgo è usato tappa in sa gresiedda de Santu Larentu, fabbricata in su 1200 de maniera romanica. Sempre avvarrendi in età di mesuevali, e usubiu sa gresia manna de Santu Verdu de Sorres, famata po s'accadessimento de sa bastida, chi s'arregorara d'ogni anno con una revocazione storica. Sa gresia è de stile romanico e è fatta de maniera bicroma. Accanto a surgiri su guventu a undi do vivinti ancora isparas a Benedettinus. A Silico è usubiu sa gresia paleocristiana de Santa Maria de Mesumundu o de Bubalis, fatta con mattonisi de terremaini, in età di bizantina, a pizzus de un complesso termali d'età di romana e di un santuario d'età di nuracesa. Passendi de ingunisi, non poresti si vede manco di si vebiri sa gresia antica profamata de sa Sardegna, cussa de sa Cargia a Codrongianus, fabbricata in su 1200 de sparas camaldolesus, che tenian pure in gunis accanta, un guventu de su gali oi avarranta importanti sarrastus. A intrusu allogara pure importanti vinturas mesuevalisi, che rappresentanta Cristu e apostolus. A Santa Maria Cuginas, logu connotto così importanti termas, si osarziaso a biri una disturrisi mesuevalisi prusartas de dottus a Sardegna, cussa de Castello de Casteldoria, de noi doiari un panorama mannum meda. A Saccabbo esaviri in sa Sardegna de Giossu, s'abita graziosa de Genoni, a ricca di offertas culturalisi, a commenti saggiara, a ondi bivinti ancoras isquadeddus arestisi, e s'antico guventu de Sparasa, a ondi doiari sa gresia de Santus Repestiano. Sempre in pizzus de saggiara, custa porta però in sa parti de Gesturi, e su scrovetto is arrastus de novrotto nuragi mannu, che gusto de bruncumato qui. E noi accanto a surgire un villaggio d'età di nuragesa, con decinas de barraccas de verda. Cussa iana de su tempus eus visitau in tottu sa Sardigna, mera bortas burgus abbandonaus,
in sa Sardegna giossu cussu de Trattalia Speccia, in Ollastra cussu de Gairo. In moi caseus in sa Sardegna de Capessusu e su dezidiu de benni a Rebeccu. Rebeccu est moi una frazione de sa capu de su 1800 de su comunu de Bonorva, ma mancai in moi pari di disabittare, abbandonare e pure pittichedda de pesisciri che in su passau, proschidotto in su Mesuevu, estette a un centro importante in meda. Oi is domus funt sterruttas, dove essi pure una gresiedda e dove bivi riscetti una persona, ma de pesisciri che tutto sanno in oggi ben intimeras turistas, poitta funt proprio innamoraus de questo sentido de solesa oppure per su fatto che tenere proprio un fascino magico. Questo fascino si do portare già de uno scanto de seculus, quando nasce una leggenda che contara de una principessa, una femmina, de nomini Donoria, che vi astettia maleisia de su babbu, proprio Bogara, anzi de su babbu, che vi era Rebeccu, e essa po venganza t'ha fatto a Bogà una maledizione, che non era preso manco di eci, Rebecco e Rebecchei, dai 30 domus non movei. E dunque a maleigio sabida che è destinata da questo momento a non crescere più. Difatti si pare di una domo estetica costruita e a bello tutto la popolazione si è andata. Questa storia si narra che effettivamente a partire del 400 po' mori dessa pesta, la popolazione si è andata e altri invece sono morti per colpa proprio di pesta e altre epidemie. Rebeccu via da un centro importante in meda in su Mesuevu, d'uscire sicuro grazie a un documento che si è sterribau del su 1388. Proprio in quest'anno, a goa di 20 anni su de guerra, a intro su giuigau di Arborea e del su regno cadelano aragoneso, si firmara una pace. Questa pace, a intro de Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona, venne risancì e firmara proprio in oggi. A Palasa visi questa chiesa che oggi è dinanta de Santa Giulia, ma in quest'epoca dinaranta ancora Santa Maria. Dunque, se chi hanno scioperato un luogo che è Rebecco, Bolinai sicuramente che in questo periodo tenia un'importanza manna a intrusu de tutta la Sardegna.
In s'arruga chi portara in su villaggio del Rebecco, in d'unu cucureddu, arto pruso mancu 100 metrus, doiari sa cresiedda de Santu Larentu de Rebecco. Questa cresia è stata fatta sicuramente a intrus de su 1100. Esti in stili chiaramente romanico, come in tutte le cresias de questo periodo. E pittichedda tenere scetti una navata e un campanili a vela. Sa perda umperata esti perda locali, dove esti su craccari arbu, dove esti su basalto de colorinieddu e in s'intrada dove esti una lunicedda de forma semicircolari e in pizzus è un di dove esti su timpano due fonti decorazioni floreali. Proprio decorazioni come ti sono de Salomoni da Gattauso invece puru in sapsidi che esti orientato invece a opere citrocio. In su 1831, quando vianta scavendi a intrus de sa cresia, vianta ogao su pavimento, vianta gattau un sigillo de brumbu con su simbolo de Barisoni II, chi fiara giudici de su giuigau de Turris in su 1146. Sesu in sa regione storico-geografica de Sumeilogu, dunque in sa Sardigna de Cavessusu, in sa provincia de Tattari. Sa bidda che io decido de visitai dinanta Borutta e si una bidda pittichedda, pensai che non arriverà a contai 300 bivitorisi. Però è connota in tutta sa Sardigna per sa presenza di una dei cresias de stile romanico più importanti de tutto su Mediterraneo. Sia su questionendi de Sant'Uberdu de Sorres. Questa cresia surgidi in un monti, arto pruso manco 400 metrus, a onde già in su passato prus antico, de su Neolitico, a sedà di Nuracesa, somini a bive l'assau testimongius de su passaggio cosa sua. Difatti sì, proprio a palas de sa cresia doiari un unuragi. Isperdas de questo unuragi da santi umperadas in su mesuevu povai una parte manna de sa cresia. Sa cresia è stata fondata, pruso mancu a sa metà de su 1100, e stette puru seu de diocesi, finzas pruso manco a su 1500. Dunque si immaginai in questo scanto de seculus, in noi dove vita meda, poitta accanto è fatto puru un guvento de paras benedettinus, e in oggi da regoraus puru poitta succedio un accadimento importante in su 1334. In su 1334 vuanta già arribaus scadelanus de uno scanto de annus e ianta cercau de conquistare sa Sardigna. Dunque in su capo e giossu de pianta combatti con su giuigau di Arborea e in oggi invece sa con sa famiglia dei Doria. D'ogni anno difatti in oggi si fai un avvenimento che dinanta Bastida de Sorres ed è per arregorai su questi accadessiu in anno 1334 quando struppas dessa famiglia Doria e a cercare di tornare a conquistare una spezia di castello Vitticheddu che doveva in noi e che era arrutto in mano de Iscadelanus. Oggi sa cresia da vorrei subire in tutto il suo splendore cosa sua. Pensai che
finza se sanno su 50 fura già abbandonata, però hanno fatto un traballo di restauro. Poi sa parte più bella sicuramente è sa cara onde bieusu s'intrada con un'arca tutto sesto e si arricchiu con una policromia donata da sugneddu de sa perda basaltica, sa perda vulcanica, e su graru sarbu invece de su graccari. Ricordaus che sia su graccari sia su basalto s'agattant in oge acanta. E in prusu due puntis capitellus, tardo romanicus, con volutas a follas, con immagini che recordant hominis, feminas e animalis. E in prusu biesi losangas fattas biesi de forma geometrica con triangulus pitticheddus de perda de basalto. Sculturas, capitellus, colonnas, finzas arribai sa parte arta. Sa cresia est trinavada, est anai cadenniri un'aula centrali che si sa pro arta e sa pro manna e duas lateralisi. In due lateralisi per subire obras de arti, commenti sculturas de verda e dell'ina. Ancora oggi questo luogo è biviu de Isparasa. Isparasa benedettinus che tenenti su guventu proprio noi accanta. In questo guventu bivinti tenenti sa biblioteca privata prumanna de tutta sa Sardegna. È un chiostro a onde Isparasa bessinti, ma incapitata che noi accollinti puru pellegrinus che arrivano da tutti i parti de sa Sardegna. In sa regione storico-geografica de Sumeilogu, in su territorio desilico, una bidda famosa in tutta l'Italia, poi esistette a sa bidda natia de sa cantadora, una dei plus famosas de sa Sardegna, stanai Maria Carta, dove est in su sartu una des creses prus antigas de tottu s'isula. Sesu questionendi de sa gresia de Santa Maria de Bubalis o Nostra Signora de Mesumundu. Questa gresia, che biesi a Palasa, è stata fatta in su periodo bizantino, dunque prusomancu in su VI secolo a.C., quando in Sardegna dovianta isparasa a regusu, che costruiant es gresias commenti cussas che bianta in sopregidrogiu de accanta, ponai sa Grecia, sa Turchia, difatti custas costruzionis e custas architetturas arregorant mera cussa parti dell'Europa. Toccarà nai però che questo luogo è stato biviu già in epocas prus antigas. Difatti gli archeologus hanno agattau arrastus de argidda, de edadi preistorica, de edadi nuragica, e proprio a Palasa de questa gresia dove è un puzzu poss'acqua che è d'età nuragesa, poi è stato fatto con perdas traballadas a T. Stenai un traballo fatto con su scraffeddu che è gattausu in spuzzu sacrus e nei mizzas sacras d'età nuragesa. In età romana questo luogo era importante mera, poiché sorgiera proprio accanto de una ruga che dinaranta a Caralibus Turrem, sta essa ruga principali dessa Sardegna romana, che partiera de Carales e arrivara a Vinzas a Turris Lipissonis, stanai Porto Torres. E dognadanti due vianta stazioni de postas oppure i termas. Infatti, se noi sa presenza
dell'acqua e sti gusta che accappia e ponniri in unioni se dà di nuragesa con cussa romana e cussa cristiana. Proprio in su centro de sa gresia, intrus, onde ante è gattau un vonti po' battiai, dove esti pure una mizza naturali che veniva sfruttata dei romanus po' vai proprio in sbangius. E a pagus metrus de sa gresia dove esti pure s'arrastu de s'acquedotto che sfruttara proprio quest'acqua. Sa gresia tenere una forma a cruci a rega, dunque con i sbrazzus, tottus de longaria e artaria uguali. E in sa parte centrali doiari sa cupola che esti prusarta de tottu is atrus braccius. È stata fatta con materiali del recupero, antitorrao dunque a un perai, i mattonisi de argilla de daria romana, ma pure isperdas de basalto che forse si fa di parte de strutture più antiche, come cussas de edadi nuragesa oppure de edadi a romana. Su rispetto da su patrimonio architettonico a romanico, sa Sardigna non è seconda nemus. Centinaia di chiese spainadas in tutta l'isola si contano di un mesuevo che è stato ricco, che abbia s'arribu de maistus de sa Toscana, de sa Liguria, de su Lazio e de s'Umbria. Ma pruschidotto, gli architetti che hanno realizzato, progettato le chiese romaniche in Sardegna vieni dessa Toscana. Noi oggi abbiamo una delle chiese più belle, quella della Santissima Trinità de Saccargia, in Susartu de Codrongianos, dunque in sa provincia de Tattari. Sa leggenda si contara de due giudici, Costantino e Samuleri in Marcusa, che, essendo in viaggio menoi, si vuntava rimaus a dormire in su guventu dei Scamaldolesos. Issus enta pregrau, poi tenne un figlio, e un'orta ricia questa grazia e hanno deciso di donare, di fare costruire e donare una gresia manna a isparas a Camaldolesos, senso questione di pruso manco de su 1200. Oggi questa gresia mancai a subire uno scanto de restaurus, comunque esti vieli as originali. Una gresia che biri su un pero de due aspertas principali, su basalto de colorigneddu, su graccari de colori arbu, arricchiu in prusu con testus de argilla che narazun maiolicas che vunti ingunisi proprio del su periodo mesuevale che superanta mera proprio in su mesuevo può arricchire sa gara de sa gresia. Sull'oggiao sicuramente Dante aggiunto a Goa, si penserà in su 1700. Un'altra particolarità di questo campanile è Artumeda, che si è già preso manco 40 metri su d'artaria, e esti accappiau proprio a Sagresia con un'enna pittichedda e tenere una scala che porta a Vinza Sempizzus.
In forza e tutto in giro de Sagresia, poi subire ancora murus artus de verda che funt pertinenti a s'antigu guventu de Scamaldolesus che hanno abbandonato sul luogo più o manco in su 1300. Est una gresia che tiene un'unica navata e s'agrobettura è fatta dell'inna. Ma una delle cose più belle che vorrei esibire in questo luogo sono le pinturas che sono a intruso in s'absidi. Sono pinturas datate sempre a metà del XI secolo e che gestionano de passus de s'Antigu e su Nuovo Testamento. In sa parte più sarda di fatti biesu su Cristo in mendula. Ancora oggi può esubire in sa parte esterna elementus come su puzzu, su chiostro, che fanno parte de s'antigu monasterio. A s'inizio del Novecento questa gresia ha subito uno scanto di interventus de restauro che funt stati dirigiti dall'architetto Dionigi Scano. Il sucoro de Sanglona è in un luogo spantoso, in mezzo a roccas de granito, in un padenti fatto de mattas de ilici e de olastu, s'agattara uno dei monumentus de sa Sardigna medievali mellus allogaus de Dottus Isula. Tutto questo luogo, a partire del 1200, è stato de sa famiglia dei Dorias, che indieniant de Genova, de sa Liguria. E poi 100 anni su manco tutta questa famiglia, ha ricordato pure che uno dei esponenti principali è Stannai Brancaleone Doria, è stato mairu di una delle regine più importanti della Sardegna medievale, Eleonora d'Arborea. E dunque sei noi controllanta sa parte interna, ma pruschidotto su mare, che è biesu in sa parte diretta onde Seodeo. Poi questa torre è l'unico elemento di un complesso fortificato che è stato fatto in 1300 e a barra una torre con 5 latus, è alta più o manco 20 metri e dunque si pensai a tutto il panorama che rinascere a piegare questa torre. E chiaramente uno scanto di anni a oggi, sicuramente questa torre vi era un vagus di rotta anti de più vai traballus del restauro. Dessa parcadroge onde siamo partiti, tocca fare una bella vacillata
a pè de 20 minuti su pruso mancu. E un'orta arribausu a sa base de Sadurri tocca fare uno scanto de scalasa può arrivare in pizzusu. Certo non è facile meda, però di balli di Savena, poiché dei noci pieusu in capo e susu, tutto sa costa, tutto su mari, e in basciusu a s'altra parte su curso del Sarriu Goghinas, che è uno dei più importanti di tutto sa Sardegna. Sa posizione strategica, questa torre è stata fatta in pizzusu di un urage, difatti si a sa base si binti proprio sperta sa mannasa, è una struttura che è stata fatta già ai 4.000 anni ora. Come tutti i castelli medioevali tenere in sicuro una leggenda, storia. Una in particolare è contata in un libro di Grazia Deledda del 1894, dove si conta di una galleria che passava su terra, partire proprio da questo castello e arrivare in Sabida de Vidarba, finzas a sa Gresia de Santo Giovanni. E accanto si narra, grazie a delle detto, questa galleria veniva operata da sa famiglia Doria poi andai a Cresia. Chiaramente è una leggenda, però dove è forse una base di verità, di questa proprio in basso, dove funti uno scanto di gisterras che fa dianta proprio quello che è s'acqua piovana e da in sicuramente funti nasce uno scanto di leggenda, come questa dessa galleria. Sa bellezza e sa particolarità di questa Sardegna, d'uscieuso e de usunao porta sa mera pure in questa trasmissione, è proprio sa varietà di manna che vorrei agattai in una regione storico-geografica. Passau su de Sumari ai Monti Sartusu, mancai turessendi poi Spranusu. Oggi su l'ompiusu in un luogo che è in su centro della Sardegna, a intrusu dei territori de Susarcidano e Sa Marmita. Poi visitai una cosa che è una via di mezzo a intrusu de tutto questo che è subito finza sei moi. Sia su questione di sa Giara. Sa Giara è un monte mannu che non è artumera, però in pizzusu è pratto. Poi gusto i civilità antiche antibiviu in noi già adesso neolitico. E su territorio de sa Giara esti sprazio entro su des comunus de Genoni, de Gestori, de Duili e de Sezzo. In oggi i sbividorisi zerriant a questo luogo Iara, che indiennili de su latino glaria. Glaria, difatti in latino bolinai proprio giarra, poi indidai tutta questa vetralla di origine vulcanica che bieusu pruschidotto in pizzusu. E ho deciso di visitare questo luogo puro poiché in oggi sopravvive ancora una specie di animali che si sti estinguendo in tutta la Sardegna. Si su questioni del suguadeddu de Saiara.
disciri de prusu a pizzus de custu mundu chi zerriant puru isula in s'isula e puru po disciri a pizzus de su cuaddeddu chi bivi in noi e su decidiu de intervistai Michele Zucca. Michele est su dirigidori de su museu de su cuaddeddu de sa Giara. Duncas a Michele grazias po essi attoviau in questo logu spantosu. Deo bollu usciri prima d'ottu commenti esti formara sa Giara de una maniera geologica. Grazie a te Nicola. Se uso in Sayara si forma da 2 milioni di anni fa. Su Gucuru un paio di mimi, su Gucuru de Zeparamana e un altro Gucuru che noi non abbiamo mensi immagini sti Zepareda, fianta i duso vulcaneduso, sa lava niese de gusto d'uso vulcaneduso e Sayara in questo momento 2 milioni di anni fa è sua una forata che si prende di lava, si livella come quando c'è su sacco a guadassa e poi si immaginare che in 2 milioni di anni sa parte che fu la canante con a saltipiano è consumata con acqua, sanì, suento e poi poteva bigus che geologicamente si c'era da inversione di livello, sa Iara de bascia che fu di quando si è formata e poi è stata questa su che fu si è consumato. Però depois non è verità, quando questionavo su de Iara su binomio esti naraus inevitabili, Iara cuaddeddu, mera gente che beniri noi, beniri proprio con sa speranza de biri questo animali aici naraus de viaba, no? Itta scieus de brusu finzas a oi a pizzus de questo animali, poi tu uscisi pru de mei ca forzisi su cuaddeddu due viera già in età di Nuragesa che uso agattau un brunzittu in sottugentus in susurcisi a onde esti rappresentau un arcieri posto proprio in pizzus de unu guaddu e questo guaddu non pari ma non era similare proprio ai gustus chi teneus in Sayara. Dunque contasinu pagu ita se scipio de questi animali chi teni origini chi si perditi forzisi in sanotti dei tempus. Sa prova del suo guardo in Sardegna è questa che si nominava. Queste altre prove che teneus prima non furono prove, teneus fossili de Satalodon, dell'Ofiodonte, animali che tenete 50 milioni di anni, quando la Sardegna è ancora attaccata a Francia e a Spagna, ma naica, questi sono progenitori del suo guardo, votano a suo guardo del Sayara in Sardegna, non lo potevano, non c'è nulla in mezzo tra le due cose. Sicuramente su guarda arriva da Sardegna, arriva da po su straballo su mensusato e su Zambenau de su guardo de Sayara, esti patti de sa Grecia, de questa parte dell'Europa e patti del Sud Nord Africa, quindi su guardo si fu di già in movio, su sangue si fu di già in mesturau, arriva da Sardegna e sicuramente su periodo nurageso e usata poi straballo su mensusato, sicuramente fu di in ogni luogo, si può dire da acciappare in ogni luogo in Sardegna, poi da questa analisi genetica dell'Università di Desassa sci uso che su sangue ha di girare, su guardo uno est in noi, veti in Sayara de metatempus. È difficile da comprendere che squadri si punti verdi sono stati parte dessa Sardegna funta parlare su fetti noi. De sicuro noi teniamo su tracce adesso manco 200 o 300 anni su questa gente usata su guardo de Sayara, squadro de Sayara vianta de sprivaus ogni anno giusto scassante, andì usava 100 vita i basoneri si vianta de Geroni e de Duiri, merisi dei squadri su proprio, andì usava 100 vita e 200 podre ucai. Partita de Campitana Castello, visa andaziai, nidoraziai a vita quando finita questa stagione di questa treuca. E questa è una cosa interessante meta, poi noi pensavo che questo quadro primo è sempre stato in Sardegna e invece è arrivato probabilmente da Precedrocio. La seconda cosa è che uno manca si penserà che questo quadro è sempre stato arresti, che ha sempre vivuto tutto l'anno, invece tu si esplica argomenti somini comunque dare un perau e forse proprio poi gusto se sta allogata questa razza. Però chiaramente sendi un mondo, no? Poi dovresti proprio un ecosistema, no? Cimpizzus, chiaramente su guaddeddu non è l'unico animale che vive in noi. Quali altri animali si possono subire arziendi in Cimpizzus?
Altri animali e altre maticelle che si ponti bin saiara punti medas, perché come asinau prima è sto isola, mens'isola e poi si avvroma con questa rocca su basalto, questa rocca nieda, non ci va di avasciare s'acqua e si vroma da questo paura si lo seriauso, ma in questo paura si poteva subire una quantità di devrorisi spantosa e un animaletto che è su Driops questa volta da 3 occhicelli vive ancora in questo paura, questo animale che esiste di prima dei dinosauri e arrannesce a creare questo oicello do stau che poi parrà immenso cudo anni e anni fino sacando tutto non è perfetto possa vita di questo animale e torna da creare. Bene, questa è una cosa interessante in mera, certo mancai servinti macchinari speciali si può subire come di microscopio, adesso insomma meglio di sciri de bruso a pizzo dessa vita in oggi. E poi ci caso de comprendi de maniera turistica commenti fai bivi, non scetti genori ma tutto su territorio. Chi una famiglia o una trumma di persone si vuole bene a passare una giornata in questo luogo, a parte saggiara, ita si consigliaisi di visitare? E noi in Geroni abbiamo creato un sistema culturale, si può dire, sul museo del Corriere del Saiare, noi abbiamo tutte queste cose che sappiamo Manau e poi potevo subire via in su bar, altro museo, sa storia della Sardegna prima della formazione della Saiara, quando la Sardegna si staccata dalla Francia e dalla Spagna e niente da mezzo del Mediterraneo. La Sardegna è divisa in due belli mari calenti tropicali e in su museo potevo subire tutti i fossili che si punti fromauso in questo periodo. Arrizzoni dei mari, i denti del megalodonte, lo squalo giganti, i denti del coccodrillo e tutti questi animali che vivono in questo momento. E poi si può vedere su ex convento dei Sparasa, questa è un'altra cosa bella, e su Geosito, in cui si c'è tutto questo fossili. Ma la particolarità del sistema culturale del Geroni è che poteva fare una quantità di laboratori incredibili. Poi simulato su traballo del paleontologo, del archeologo, su musei, tutti i musei sono strutturati per poter accogliere famiglie e pipius e fare attività e giochi. In si stati addirittura si può parlare a Cidantrea a fare su traballo del suo piccolo paleontologo archeologo e a parlare noi di ogni divisa a comprendere tutto su traballo di questo specialista. E dunque sono un luogo adatto per famiglie, per manus e pipius e noi dunque si consigliamo di visitare questo luogo e si portare in domo questa esperienza bella e unica che vorrei agattarsci in noi. Grazie a Michele e grazie a voi. A Sibirimellisu. Ed è un luogo magico, ricco di naturalezza, commenti saggiara e si è sucalato a Vascio a visitare la vita di Genoni. Genoni è una bidigedda vittichedda, ma uno scrisoggio di cultura. Pensai che in oggi si alloga ancora un guvento antico. Pondi scirica in una cosa di Vrusu e ho attopiato e intervistato Roberta Carta, che è sozia della cooperativa Giunone che tiene in gestione questo luogo e sapere non scetti gusto. Saluti a Roberta, grazie a voi sia attopiato. Roberta, devo l'uscirica in una cosa di Vrusu a pizzus di questo luogo che è già accappiato proprio a sa magia, vi su strutture sdorroccate, ma che comunque si donano sensazioni particolari. Qual è questa storia e itta vuole subire in oggi? Noi siamo appunto in questo che noi geronesi siamo su guvento, su guvento dei Sparasa, osservanti minorisi appartenenti a Sordini Francescano.
Questo convento è stato costruito nel 1638 e ha ospitato non più di una dozzina di parasa. Teniamo ancora la possibilità di mostrare questa che fu di sagresiedda principale del suo convento, sagresia dedicata a suo sacro sepolcro, e poi accanto a questo convento c'è questa sagresia che noi è serioso di Sa Madonna del suo sacro coro, però anticamente fu stata dedicata proprio a suo convento, a Santo Srevestiano, come su convento. Ascolta Roberta, ma i sparasa finza a Cagliano funti a parlare su noi? Sicuramente vinse su 1850, quando poi funti stati serrati sotto i ordini minori, i ordini francescani, e si stati serrati vinse questo De Geroni. Po a pariga di anni hanno ospitato vinse sparasa che funti arrivati De Busacchi e De Gadoni, che funti stati sul primo convento su Pitti e Dedos che funti stati serrati. Ascolta, è intruso, ita doiesti dei particolari, questa noso, quando immaginaso i conventus antichus, no? Si venire a Conca, hanno scelto un film come Il nome della rosa, e dunque abbiamo questo logo con Sanebida, con parasa, chi liginti, chi scrinti, ma ita va di antai, parasa d'ogna di noi, manca di niente terreno de coltivai, o portando a sa cultura in sabida, come diventa altri ordini di tutto il mondo, esonai. Fu di presente una bella biblioteca, canto pare di con più di 400 volumi, e Sparasa viene impegnato in insegnamento e spiccioccheddos di retorica, filosofia, si depianta impegnare in questo senso pure. Ho tre gusti di pianta, si occupanta di questuai, di sottos che deniantano accanto. Dunque si ponianta proprio in pratica su vuedu ora et labora, dunque sa preganta, traballanta e portante in plus sa cultura a undi non diventa mancare scolas, poi da questo tutte pesa regorai, isparas, nividas, meraportas, proschidotto i gesuitas, portante si scolas a undi non ci fura alfabetizzatura e dunque sa presenza vera importante poi questa. E sempre parlando in sa questione della cultura, poi per esempio che su convento è diventato proprio un luogo culturale. Chi una truma di persone, una famiglia, boriri bene a visitare questo luogo, dopo arrivai e ita fesi poteni bio questo luogo. Si occupavo di vai visitas guidadas a passando dei musei, a mostrare prima musei e poi di solito arrivavo noi pure a mostrare questo bello luogo. Però durante in tutto l'anno si va in eventi, festas, in particolare presentazioni teatrali o altri eventi con l'amministrazione comunale. È un luogo meda bello, meda importante per Saida e tenevo questa possibilità di mostrare a chi vede in Geroni. Dunque, grazie a Roberta su chi si contavo, questi interessanti mera, e noi si combinato proprio a visitare non scetti Genoni, non scetti Saggiara, ma pure questo luogo particolare come su convento. Grazie.
Saggiara non est unu monti che isatrusu, esti unu artubranu, bolinaiga in pizzusu e pratu. E in tutto questo luogo is resorsas non funti mai mancadas. Teneusu s'acqua con is paulisi, teneusu sull'innamini con su badenti manu chi doiesti e in prusu doiesti sa fauna. Proprio per questo motivo, già è del su neolitico, dunque de sa storia, is antigus anti scioperau de Sattoviai, in noi, de andare a cassai, difatti si sagattara camminando in questa rugas in pizzusu proprio arrastusu de verda grovina o de ossidiana o de eserci, dunque arrastusu de ainasa chi un peranta po sagassa. In oggi non vivian tascetti ma interranta, teneusu difatti si pure una domus de Gianas in sul territorio de Sezzu. Ma in altre epoche pure, come in questa punica, romana e addirittura medioevali, somini arrivato strutture minori, ma è sicuramente si dà in uragesa, questa che andrà del 1800 fino a 600 a.C., sa che la saubro testimongius de tutta questa storia. E ho deciso di bere uno dei monumenti più simbolici e meglio allogaus de tutto Saggiara, se su questionendi de su nuragi bruncumatugui. A noi saberidadi bruncumatugui non è proprio un nuragi, ma un proto-nuragi. Bollinai un edificio fatto 200 anni a primo dei nuragisi. E a differenza dei nuragisi non tenniri apposentus serraus con sadolos, ma passadizus che collegano da una parte a s'altra. E sa parte più abitabili narausu e questa rusarta, onde dove vi era un panorama, ma non era in tutto sabati. E pensai che in tutta Sardegna si contano per manco 500 protonuragisi. E questo è uno dei meglio allogausu. Teneusu un muro che è lungo per manco 30 metri e alto 4 metri e mezzo. O duvai a un tumperau sa verda locali, su basalto, che oggi chiaramente non è mai a mancare. Questa struttura è stata scavata in maniera scientifica dall'archeologo Giovanni Lilliu, su babai mano dell'archeologia sarda, in anni 60 e era gattato proprio a Rogosu de Destus del 1800 a.C. A Prusomanco, 100 metri da noi, dove è pure su villaggio. Su villaggio che tenneri una mannaria di 3 ettari con un scanto de decinas de barracas. Chiaramente nosu oi bieus scetti sa base de queste barracas che funt fattas de verda. In calincuna bieus nicchias, bieus subamento fatto con simperdau. In atras, in sa parte centrali, su focolari. Sa parte invece de vizzus, e stanai sa grovettura, danti chiaramente fatta con linna, con truncus de mattas e in pizzus divonianta naisi sempre de mattas oppure puro sargita. Proprio commenti ancora oi fanti spinnetus e stanai sbarracas dei spastozzi proprio non scetti in Saggiara ma già in tutta sa Sardegna.
Poi è tutto. In sa prossima puntata eus attorrai in sa città di De Casteddu, sa prummanna, so pros importanti de sa Sardigna. E in Gunisi eus aviri, partendi de sa praia de su Poettu, sa turri de Mesubraia e s'ospidali Marinu Becciu. Agoa eus andai in su parcu de Molentargius e eus fai un'intervista a su presidente Stefano Secci. Sighendi in Casteddu seus arziasu in su cuccuru de Monti Urpinu, pobiri sa statua de Santu Franciscu e tutto su panorama chi doiesti a in giriu de tutta sa cittadi. Agoa seus andausu in sa bidda de Dolianova, a uno scanto de chilometros de Casteddu, pobiri una descresias mesuevalisi più bellas de tutta s'isula, cussa de Santu Pantaleu. A s'accabbu seus l'ompius in su spantosu parco artisticu fattu de Gianni Argiolas. Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardigna, in prentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22.